Buongiorno a tutti gli amici di Passione Dolomiti, sono Sara e mi trovo a Cortina d'Ampezzo. In questo momento sono alla casetta del parco in località Fiammes e sto per partire in direzione Col Rosà. Sono a quota 1300 metri e devo arrivare ai 2100, quindi farò più o meno 900 metri di dislivello. La temperatura oggi è freschina, sono 5 gradi. Però ho deciso di portarvi in questo posto perché è una meta meno conosciuta delle classiche che si vedono sempre sui vari siti di montagna ed è una passeggiata adatta a tutti perché la possono fare i più grandi ma anche i più piccoli. Adesso io parto e man mano che raggiungerò la vetta vi farò qualche filmato e vi aggiornerò sulla mia situazione. Ciao a tutti! Ecco il Col Rosà. Noi andremo su quella cima lì. Eccomi amici di Passione Dolomiti, sono arrivata in cima, ho fatto all'incirca 825 metri di dislivello in 4 km. Sono sul Col Rosà come vi dicevo prima, la croce alle mie spalle e siamo a quota 2160 metri. C'è parecchio vento oggi. Adesso vi lascio con una bella panoramica dalla cima. Un abbraccio a tutti!